Ora, Ma che cavolo? Promessi sposi in 10 minuti. Bellissimo. Imbaccato. Vabbè, prendo a voi due. Silenzio voi. Tu sei, come ti chiami? Come ti chiami? Giovanni. Lui non è proprio uno degli ultimi arrivati, fa parte da anni della compagnia, ma è la prima volta che Da recita. perfettamente un anno, penso. Sì, un ma anno, è la un pri- anno a gennaio, perché un abbiamo anno a fatto i gennaio, video, sì, abbiamo sì, fatto sì, le abbiamo cose, ma fatto i video, recitare la prima lavoricchiato volta. più che altro. Ha lavoricchiato infatti dietro come fonico, come anche videomaker. Giovanni, allora intanto, dopo a parte le babbiate, Sì. parla un pochettino di te. Io direi di cominciare a parlare di come sono entrato in questa compagnia. Come sei entrato? L'aneddoto preciso. Allora, io come ogni venerdì sera con i miei amici eravamo in un bar a mangiare un pizza, comunque facciamo il giro pizza, quindi ne abbuffavamo di mangiare. Silenzio lei, per favore. Viene il signor Patti con la sua macchina, a tempo era il gippone, sei venuto lì, io ti ho fermato, sono entrato in macchina e ti ho detto: Carola, hai presente l'offerta che mi hai fatto per entrare in compagnia qualche anno fa? Sì. E io ti ho detto: voglio entrare in compagnia. Lui fa silenzio, accende la macchina, mi porta al centro polivalente, mi fa entrare nella stanza dove c'erano tutti che stavano provando, mi dice: Luca Russo va a dire una cosa, io entro, voglio entrare in compagnia, perfetto, mi ha portato arrivo a mangiare la pizza e sono entrato in compagnia. E da lì la mia vita è diventata Un inferno. un inferno. Un inferno. Perciò, mentre ci siamo, ci vuoi raccontare un po' del tuo personaggio senza però fare capire niente della commedia? Allora, il mio personaggio, come lo definisce il tuo co-regista, ovvero il signor Giuliano, è un dandy. Un dandy. Un dandy, è un dandy. Un dandy, un accenno, Un accenno così, un accenno. un dandy diciamo, come abbiamo così, un dandy molto nasale. Va bene, saluta. Rieccomi qua. Ciao Mi. Guarda, fagli vedere a tutti che viene ora dalla palestra, guarda. Perciò, come ti chiami e presentati? Miriam Picona. Maria, parlaci un pochettino di te. Lei è una delle ultime arrivate, una delle nuove, quindi parlaci un pochettino di te. È indecente. Cioè, Non lo so, che cosa vuoi dire tu? Non lo so io, va. Studio. La vita avventurosa di Miriam Picona. Guarda allo specchio. Vai in E bevo palestra latte. e mangia in continuazione. No, non Allora, è vero, bevo sempre latte. raccontaci più o meno il tuo personaggio senza fare capire la commedia. Io sono una importante. Importante, ok. E che cosa fai? Sono bella, c'è il mio personaggio bellissimo. Poi faccio, devo dire che faccio? Il lavoro che fai. Ah, la ballerina. Vuoi farci vedere un saggio di danza dato che fai la ballerina? Avanti, saluta. Ciao.